Nicoletta e in uno splendido contesto ti vorrei raccontare una splendida storia. Parla proprio di un nuovo fiore, visto che qui penso sia proprio il posto giusto, eccomi a te. Ti leggo questa pillolina. In un tempo lontano, in una bella distesa di grano, nacque un nuovo fiore. Era diverso da tutti gli altri e le spighe, con il loro dolce ondeggiare al vento, lo guardavano con diffidenza. Un estraneo tra noi, dicevano, che sciagura, rovinerà lo splendido panorama che solo noi riusciamo a creare. A volte addirittura lo prendevano in giro. La spigaggina diceva: ma guarda, sei proprio strano, sei troppo giallo, sei malato? E il fiore dal lungo stelo si sentiva sempre più solo, sempre più triste. E mentre cresceva la sua testa si chinava in basso ritraendosi per la vergogna di essere diverso. Le spighe, vedendo che il nuovo arrivato non si difendeva neanche, presero ancora a elogiare le loro qualità, una volta raccolte, facendo sentire il nostro fiore ancora più inutile. Dicevano in coro: con i nostri frutti si fa la farina, con la farina si fanno i biscotti e le torte, pure la pasta asciutta, di cui ogni creatura ne va ghiotta. E le spighe gemelline gli dicevano: e tu dici un po', a cosa servi? Secondo noi non servi proprio a nulla. E lo strano fiore si chinava sempre di più a guardare la terra. Ma un giorno passò di lì una donna con il suo bambino. E le spighe, eccitate dai complimenti che sapevano avrebbero ricevuto, si sussurrarono a voce bassa l'un l'altra: coprite il buffo fiore, in modo che non lo possano vedere. Il bimbo però, molto curioso, notò lo strano fiore tra le spighe di grano. Fece avvicinare la sua mamma e le chiese: mamma, cos'è questa pianta? A che serve? Perché è così china? La donna riuscì a vedere attraverso la sua solitudine e si commosse. Versò una lacrima che finì proprio al centro del cuore del giovane fiore, che sentì per la prima volta un'emozione d'amore. È un girasole, il più bel fiore, disse la mamma. È nato per caso tra le spighe di grano e, non sentendosi accettato, ha chinato il capo. Forse non sa che i suoi tanti fratelli sono talmente belli e talmente fieri da avere il capo eretto per guardare in faccia il sole. E non ce la faccio perché adesso è veramente molto molto forte. E poi, piccolo mio, immagina che questa distesa di grano sia un bel piatto di pasta asciutta, condito da un filo d'olio, il frutto del suo girasole. Da allora il girasole alzò il capo per guardare il sole da mattina fino a sera, ma senza rancore per le sorelle spighe, che chiesero perdono per il male causato e soprattutto capirono che un fiore non è un peggiore solo perché è diverso, che ogni creatura porta dentro di sé la propria bellezza e lo scopo della propria esistenza, e che invece di canzonarlo per tanto tempo avrebbero semplicemente potuto aiutarlo. Cosa significa? Quante volte quando qualcuno è troppo diverso da noi lo ghettizziamo, lo insultiamo, lo mettiamo da parte? Chi è quel fiore a cui hai fatto chinare il capo, la corolla? E a quale fiore puoi donare la tua lacrima d'amore? Pensaci, perché ogni persona ha il suo carisma e la sua peculiarità. Perché se, come diceva Einstein, giudicherai un pesce da come si arrampica dagli alberi, passerai tutta la vita a considerarlo uno stupido, a farlo sentire uno stupido. Un pesce è fatto per nuotare, una scimmietta è fatta per arrampicarsi negli alberi, e quindi ognuno ha la sua attitudine, ognuno ha il suo carisma. Ci sono dei fiori rossi, ci sono dei fiori più chiari, ci sono degli alberi, ognuno è magico nel suo intento ed è l'unione di più forze che fa la differenza. Ciao! Che fiore sei? E qual è la tua attitudine? Ciao ciao!